siamo qua con Silvino Morandi, per chi non lo sa è uno dei puveci, se non il puvecio commerciante di Bolognam. Come va là, Silvino? Abbastanza bene. Crisi? Crisi, se la sente un po'. Ma che fumava sigaretti, fuma tabacco, adesso che è aumentato il tabacco, non so se torna sui sigaretti ancora, dopo che aumenterà i sigaretti. Ma una volta ti eri su in Piazza Repubblica, ne era meglio là o era meglio adesso? No, dipende dagli anni, certo, perché me è tanti anni che sono in bottega. I miei che a bottega Mason una volta. Sì. E da Mason se puoi pensare quanti anni che lei, mia zia aveva da avere nel 19, dopo la guerra, la prima guerra mondiale, aveva da avere a Mason e se mi stai là fino al 46 siamo in Bologna. A Bologna siamo spostati 3-4 posti, insomma. Sì, sì. Dopo l'ultimo dell'85 siamo venuti qua. Un negozio sempre di alimentari e tabacchi. Dopo purtroppo i supermercati e alimentari sparì e se resta qui, se venivano a Cavecci, no? Se resta qua con i tabacchi. Ma ascolta, ti sei contento comunque? Ma sì. Mi sono contento. Stava avanti. Ma sì, finché che vengono avanti. Mi non lascio tabacchino, finché che è meglio stare in pé, esatto. Avanti. E poi bisogna ricordare che tuo figlio Ruggero resta sindaco di Arco. Sì, anche. È una soddisfazione, insomma. Sì. Adesso che fa lo Ruggero? Molta soddisfazione. Che fa lo Ruggero adesso? Ruggero? È nella scuola, no? No, ok, ma politicamente... Politica? Ma non so, perché neanche la mia intenzione, perché tante volte Ruggero non mi parla di... Però mi pare che sia adesso nelle acque. Ho capito. E ascolta, te che te ne hai viste di tutti i colori, compreso sta crisi che ormai ne strangola tutti, che avresti una soluzione per questi problemi? La soluzione mi diceria che bisogneria essere occupati i giovani, la soluzione sarebbe quella, però mi pare che dunque è su, per un po' di mesi, non so, dopo li manda a casa, non so, che nel lavoro lì non sono dentro, certo. Ma è cambiata Zen comunque, Sì. Cambiare, noi non conosciamo neanche che sono nati qui, non conosciamo neanche qui da Bologna poi, perché qui che era prima sono morti tutti. E qui altri venivano tutti da via e tutta gente foresta. Che ti vedi tutti lì praticamente? Sì, vedo qui che fuma e i vedi tutti lì a fare i sigaretti. Ma fumare fa male. Il disco fa male, d'altronde noi è cominciato con questo, ora non fa mai qua, non ne parliamo del male. Forse fa più male le tasse, evidente, dai. Le tasse quelle che ho. Ma voi sapete qualcosa da questi sigaretti o... Noi abbiamo dei aggiunti di sigaretti, sì, il 10%. Quindi insomma... Però quello è il massimo che sappiamo. Dopo non so, le schede telefoniche, dove è sull'umo 80% su schede telefoniche. Che tanta zen zuga, gratta vinci? Sì, abbastanza, dai. Ma zen che si spolpa anche? No, qui no. Sarà un 2 massimo, sai. Ho capito. Ti può dire che ha una malattia. Sì. Ecco. Dopo... Quella là le metti in basso. Tutto bene allora?
li metti nel mollo. E avanti. Beh, andiamo avanti finché si può, possiamo. Ascolta, ma ho letto sul giornale di sta Vignole, cosa fareste? Ma lei è la televisione che fa Ma come quella che era sai? no, nel computer, la roba che gira un po' tutto il mondo, ne vado anche a Spagna, insomma. Ah, Sì. Per cui... Sì, perché mi non mi intendo di sta roba. Certo, sai, certo. Noi siamo nati sotto un altro periodo, se mi parla del computer, se mi parla della roba lì, non so. Immagino. Fanno col varacchi. Lì con i conti. Difatti. Mi fanno pure la memoria la sera. Silvino, grazie di tutto. Grazie a te, Osta. E a buon render. Un po' di detersione ormai. Grazie. Mi dorme più in basso.